Benvenuti, bentrovati, eccoci al nuovo appuntamento per quanto riguarda lo sport, www.venetoglobe.com, la nostra web tv, la nostra casa di produzioni che realizza queste interviste, questi servizi, e il tutto lo trovate poi sul nostro sito www.venetoglobe.com in modalità on demand. Sul canale 95 invece per Veneto e Friuli Venezia Giulia, sul canale 95 vi dicevo su Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che si vede anche nell'Emilia Romagna e nelle Marche. Andiamo ad iniziare con la pagina sportiva di oggi, eccolo qui, allora remontada è stata, grande prestazione della Juventus e di questo suo CR7, di questo Ronaldo che con la sua tripletta manda a casa definitivamente il Cholo e il suo Atletico Madrid. Partita perfetta degli juventini che hanno scardinato il fortino dell'Atletico che puntava a difendersi e a difendere il 2-0 dell'andata, e ora la Juventus punta decisamente a continuare alla grande nella manifestazione. Veniamo alla Serie A, veniamo sempre al calcio perché si aspetta il derby della Madonnina, cosiddetto tra Milan e Inter, che sicuramente farà banco e terrà banco e farà parlare in questi prossimi giorni. Lasciamo la Serie B e andiamo in Serie C, dove oggi c'è il turno di Coppa Italia con l'andata tra Lanerossi Vicenza e Monza. Si affrontano due squadre, tra l'altro di due amici, di due milanisti, Rosso, patron del Lanerossi Vicenza, e il Monza, patron appunto Berlusconi e Galliani. Inizio fissato per le ore 20:30. In Serie D è confermato, come vi dicevamo già nei giorni scorsi, si ritorna in campo domenica 17 marzo, ci sono degli scontri interessanti ed importanti, soprattutto per il Montebelluna di mister Francesco Checco Feltrin. L'eccellenza anch'essa vede e gravita su due giornate, quella del sabato e della domenica. Il sabato perché c'è un anticipo tra l'Eclisse Careni Pievigina ed il Vittorio Veneto, si gioca al D'Agostin di Pieve di Soligo, il tutto in attesa poi del match clou di domenica al Jol di San Polo di Piave tra Lia Piave e Luparense. Mi hanno detto di specificare in un messaggio, mi hanno detto di specificare che il Lia Piave non è proprio la squadra soltanto di San Polo di Piave, ma è l'unione di tre comuni che ha dato origine appunto a questo Lia Piave. Quindi complimenti, perché tra l'altro le fusioni sono sempre molto difficili, invece qui è stata una fusione vincente. Lia Piave che affronterà Luparense, la Luparense appunto domenica, mentre la gara dell'Eclisse di sabato si giocherà alle 15, mentre domenica regolare alle 14:30. In promozione tutto continua anche lì con un duello a due, cioè quello tra Portogruaro e Prodeco Montello, come ci diceva Marchetti in una recente intervista. Si arriverà alla fine così e ci sarà naturalmente il match clou anche qui tra Portogruaro e Prodeco Montello, che potrebbe decidere il campionato, potrebbe decidere le sorti delle due squadre. Cambiamo sport e passiamo al basket. Vedete ancora festeggiamenti in casa Treviso, in casa TVB Basket De Longhi. Ieri c'è stato un allenamento itinerante in provincia di Belluno, proprio a Belluno stesso, c'è stata poi la visita ad uno sponsor. Oggi invece normale seduta a Sant'Antonino di Treviso in attesa della prossima gara di campionato per continuare questa corsa verso la conferma di un secondo posto che darebbe appunto i playoff in buona posizione alla formazione di Max Menetti. Sempre per quanto riguarda il basket, a due però questa volta femminile. Andiamo a Ponzano e andiamoci alla Palacicogna, che è stato teatro sabato di una splendida vittoria contro Bolzano per 62-49. Sentiamo proprio ai nostri microfoni coach Campagnolo dopo questa gara. Bene, siamo con Campagnolo. 2 quarti di studio avanti, poi sorpassi contro sorpassi, un punto di vantaggio, poi finalmente questo break nel terzo. Allora abbiamo trovato il giusto equilibrio nel terzo quarto. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile,
anche in virtù della settimana degli allenamenti che abbiamo avuto, che è stata disastrosa, con Zenchin ancora fuori, Ciabattoni che ha fatto solo l'allenamento del venerdì. Tra problemi vari non siamo mai allenati al completo, l'unica volta che ho visto la squadra al completo è appunto questa sera, quindi prendiamo il risultato e basta. È un risultato importante tra l'altro, perché tutte e due avevano bisogno di questa vittoria. Sì, non so i risultati ancora delle altre, però per noi sono 2 punti a prescindere vitali. Sì, Ciabattoni non splendida come ci aveva abituato questa sera, però poi quando ha deciso di impegnarsi Ha messo una marcia in più, si è vista la differenza, anche lei si è infortunata alla caviglia della partita con Vicenza, ha fatto i primi allenamenti forse martedì o mercoledì con Reyer e l'abbiamo avuta solo venerdì appunto per quello, quindi quando decide di far canestro fa 2 punti. Si pensa già alla prossima? Sicuramente siamo ad Albino sabato prossimo e sarà un'altra finale per noi. Crepi. Partita importante contro l'Albino che è terzultimo della classe, quindi bisogna raccogliere punti anche qui. La Ruker Samve invece, per quanto riguarda il campionato di Serie B maschile, contro la Juvi Cremona ha perso di 1 punto, 66-65, e resta a 26 punti in classifica. Domani ascolteremo Mian ai nostri microfoni, in trasferta alla prossima gara contro la pericolosa Olginate. E allora, se della Juve avevamo detto che era ieri sera la serata clou, questa sera la serata clou, la serata importante, la serata che vale, possiamo dire una stagione, insomma, che vale la Champions, sicuramente il passaggio ai prossimi turni, è quella dell'Imoco Volley Conegliano, che questa sera al Palaverde affronta la formazione turca dell'Ekçabasi. È una partita interessantissima, sarà una partita durissima, molto bella. Boskovic dalla parte opposta, la stella in assoluto, ma ci sono anche altre giocatrici che possono impensierire naturalmente Volos e compagne. E allora proprio andiamo da Volos, sentiamola. Diciamo che oggi la nostra partita era strana, ma penso che lo sapevamo che sarà così, sarà difficile con Firenze. Noi come tipo giocatrici non guardiamo tanto come giocano altre squadre. Abbiamo sentito subito dopo partita che i risultati di Novara e di Scandicci, per noi è perfetto così. Ma soprattutto guardiamo noi, oggi penso che potevamo giocare meglio perché era partita strana, alti e bassi tantissimi, ma secondo me in questo periodo va bene così. Anche abbiamo fatto una settimana tipo, abbiamo fatto penso forse 2 o 3 volte in tutta stagione che avevamo tutta settimana per allenare senza partita in mezzo. Quindi penso che abbiamo caricato tantissimo e quella partita era un po' un percorso per questo che succede mercoledì. Quindi per noi la partita più importante è quella di mercoledì, ma anche con un gioco così abbiamo vinto, penso che possiamo andare a casa un po' abbastanza contente. Mercoledì diamo tutto cosa abbiamo. Spero che loro facciamo la sorpresa di loro perché non abbiamo giocato mai contro Eczacıbaşı, quindi vediamo. Io sono positiva, penso che con quello un po' fortuna che ci hanno dato in Champions, che siamo usciti dal gruppo, non possiamo perdere quella possibilità di lottare e di fare qualcosa bella. Ha ragione Volos, perché insomma bisogna approfittarne, visto che la qualificazione è stata fortunatissima, prendiamocene, continuiamo ad essere fortunatissimi, noi speriamo di essere fortunati. Io decido di concludere così la parentesi Imoco con il presidente Garbellotto e la sua battuta, perché siamo un po' scaramantici, almeno io, e l'altro anno ci eravamo lasciati su questa battuta ed è andato tutto bene, e allora vediamo se porta bene anche questa volta. Mercoledì arrivano le turche, lo abbiamo già detto lo scorso anno. Mamma le turche, speriamo bene. E allora mamma le turche, e vediamo cosa succederà questa sera. Fischio d'inizio alle 20:30 al Palaverde. Mi auguro tutto esaurito, un sold out. Intanto Novara, sempre per quanto riguarda la pallavolo femminile, ha vinto 3-1 a Stoccarda e ha rinnovato con Barbolini, il suo tecnico, con la straniera Bartsch e con la centrale italiana della nazionale Chirichella. C'erano le voci
anche di un andare via anche di Chirichella, così non è. La Egonu invece chiaramente è la stella del mercato, anche ieri sera contro Stoccarda 33 punti per lei sul totale, insomma direi non male. La Egonu è la stella del mercato a cui sembra interessata anche il Limoco. Passiamo alla Benetton, passiamo al rugby, pronta a ritornare al lavoro, lo stanno già facendo da alcuni giorni coloro che non sono in nazionale, che si stanno allenando sui campi della Ghirada, con tra l'altro la possibilità di allenarsi e di giocare anche contro nazionalità diverse. Ieri la Ghirada per esempio presente una delegazione, una squadra dalla Romania, e vi ricordo che nel prossimo mese di luglio alla Ghirada arriverà l'Inghilterra a preparare il suo mondiale che si svolgerà in Giappone. Per chiudere, lasciamo il rugby, per chiudere parliamo di atletica leggera ancora, perché ad Oderzo è stata presentata l'altro giorno la gara del 1° maggio dedicata alla corsa su strada, una gara come lo scorso anno molto interessante sotto il profilo tecnico ed agonistico, già confermate 15 nazioni, ma si tratta con qualcuna in più, con i loro atleti che saranno alla partenza. Sentiamo tra l'altro il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. Sindaco, è passato un anno, 1° maggio, ci ritroviamo, lei ha citato giustamente cultura e sport. Assolutamente sì, questo è un appuntamento importantissimo proprio per questa unione, questo connubio, perché vengono valorizzati sia i nostri talenti sportivi e anche il nostro patrimonio culturale e artistico, non solo quello archeologico, ma proprio in questa sede lo dimostra anche arte un po' più arte contemporanea, come questa bellissima collezione di vetri che vediamo qui in questa biblioteca. Senz'altro direi che ormai Oderzo si è fatta conoscere e quindi adesso ci aspettiamo anche una maggiore affluenza, siamo in grado di accogliere con l'ospitalità dovuta, e poi un altro aspetto bellissimo è appunto questa accoglienza che fanno i ragazzi per i ragazzi, quindi le scuole che hanno partecipato sia come traduttori che anche come proprio guide turistiche della città, e quindi è un aspetto veramente bello e coinvolgente. E poi ci sono i campioni fatti in casa che non guastano. Infatti siamo soddisfattissimi del risultato appena ottenuto dal nostro Bedin, che era appunto un allievo dell'Atletica Tre Comuni e che adesso sta prendendo il volo e siamo orgogliosissimi di lui. Orgogliosi di lui naturalmente, come tutto il mondo dell'atletica leggera. Noi terminiamo qui il nostro appuntamento dedicato allo sport. www.venetoglobe.com ritorna domani, solita ora, soliti canali, tra l'altro 19:40 la prima edizione sul Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. A tutti voi buona giornata.